Andre, Alberto, Ok, Paolo. ci siamo. Mi sentite? Sì, Ok, benissimo. Perché siamo nuovamente in diretta. Bentrovate e bentrovati. Saluto i nostri ospiti, il collettivo Alterazioni Video. Allora, come state? Benone. Ci stiamo Ciao tutti. Roberto. Ciao. Ciao, ciao. Allora, questa è la seconda diretta dalle pagine Facebook del Manifesto Sardo e del Contemporary Festival e dal sito del Manifesto Sardo. Oggi, come preannunciato, dialoghiamo con il collettivo artistico Alterazioni Video, una boy band dell'arte d'avanguardia fondata a Milano nel 2004 da Paolo Luca Barbieri Marchi, Alberto Caffarelli, Matteo Ehrenburg, Andrea Masu e Giacomo Porfiri o Porfiri. Il Manifesto Sardo, in occasione di questa settima edizione del Contemporary, ospiterà una rubrica iniziata ieri pomeriggio, una rubrica di interviste alla comunità artistica che da giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 agosto 2021 animerà il piccolo paese di Donori con suoni, colori e buone vibrazioni. 3 giorni di live performance con musica d'avanguardia, residenze artistiche, installazioni urbane, dibattiti, tavole rotonde e attività formative anche per le scuole internazionali d'arte. È ora in diretta da Donori un collettivo che dal 2004 ha partecipato a varie mostre internazionali, la Disobedience di Berlino del 2005, la 52esima Biennale di Venezia nel 2007, Remote Control del MoCA di Shanghai nel 2007, la Manifesta 7 di Rovereto del 2008, la 12esima Biennale di Architettura di Venezia nel 2010 a New York nel 2013. Alterazioni Video partecipa al Festival Contemporary di Donori con una presenza nella residenza artistica e con una presentazione pubblica alla consueta lecture del Contemporary. Tra le tante domande che mi vengono in mente, partirei proprio da Donori. Come mai avete scelto di venire a passare le giornate più calde, più roventi di agosto, nell'anno più infuocato dell'epoca del cambiamento climatico, in questo piccolo paese del Parteolla? Beh, la bronzatura è importante. Abbiamo ricevuto un invito da Maurizio Coccia, che conosciamo ormai da molti anni, e abbiamo vari progetti nel prossimo futuro sulla Sardegna, e ci piace sempre tornare qua. Abbiamo girato tutta la Sardegna 3 anni fa per fare le fotografie per la nostra pubblicazione, e ci siamo fatti molto bene, quindi diciamo, ricevuto questo invito siamo stati contentissimi di aver invitato uno di noi, siamo arrivati tutti e cinque. Bene, bene, vi chiedo di alzare un po' la voce. Ad onori cosa farete come artisti in residenza? Potete darci qualche anticipazione anche sulla vostra lecture? Ma per contratto non possiamo risponderti, perché Maurizio è molto severo e vuole tenere l'esclusiva per portare qua il popolo sardo. Bene, allora sarà una sorpresa per tutte le persone che parteciperanno alle giornate del Contemporary, immagino. Anche per noi, è grossa sorpresa. No, il clima è stato, a parte il caldo, l'accoglienza è fantastica. Per essere un piccolo paese, una piccola realtà, siamo carichissimi, ci sono tanti artisti in gamba, anche artisti che abbiamo già incrociato altre volte, c'è un clima sereno, quindi siamo confidenti che
le tante idee che ci frullano in testa possano poi sfociare in qualcosa di piacevole anche per il pubblico. Come avrai capito, dal contempo non è che ti puoi aspettare una struttura ben definita, quindi No. diciamo che sono esattamente nel pieno della corrente, anzi sono travolgenti, quindi continuiamo ad aggregare, no? No, infatti Si fermano, no, non mi aspettavo qualcosa di definito, a parte insomma aver conosciuto nei giorni scorsi alcuni artisti che avevano maturato delle idee in poche ore appena arrivati, però certamente non mi aspetto da tutti gli artisti una maturazione istantanea delle opere, delle performance in residenza, ma ci sta benissimo perché poi questo è lo spirito del contemporary. Parliamo, se volete, del lavoro che avete svolto in occasione della 52esima Biennale di Venezia curata da Robert Storr. Avete esibito un lavoro che mi ha incuriosito e che documenta lo stratificarsi continuo di scritte e di cancellazioni lungo le mura esterne del carcere di San Vittore a Milano. Cosa avete voluto comunicare con questo lavoro alla Biennale di Venezia? Mi sentite? No, abbiamo perso il collegamento. Attendiamo qualche minuto che si possa risolvere questo problema tecnico. Eccoci di nuovo. Siamo tornati. Non so se avete sentito la mia domanda o ve la ripeto. No, ci siamo imbarazzati e abbiamo staccato. Allora, parlavo del lavoro che avete svolto in occasione della 52esima Biennale di Venezia, curata da Robert Storr. Avete esibito un lavoro che mi ha incuriosito e che documenta uno stratificarsi continuo di scritte e di cancellazioni lungo le mura esterne del carcere di San Vittore a Milano. Con questo lavoro che cosa avete voluto comunicare? Chi risponde? K? Esatto, come il lavoro si chiama painting, quindi parla proprio di pittura, no? Noi avevamo uno studio proprio di fronte al carcere di San Vittore e vedevamo costantemente questo muro stratificarsi, cambiare continuamente, e gli stessi carcerati venivano obbligati a uscire fuori dal carcere e dipingere, no, queste scritte, e poi a loro piacimento alcune le lasciavano, alcune invece venivano cancellate. Quindi tutto questo lavoro di segni, che questo anche portare poi dal di fuori al dentro, no? Questi messaggi che comparivano sopra le mura di San Vittore, e ci ha incuriosito molto. Quindi il lavoro in realtà sono più di un anno di documentazione di queste mura che costantemente cambiavano, stratificandosi. Alcune cose riuscivi a leggere tra le cancellazioni, altre no, altre venivano fuori dei lavori tipo dei Rochko, quindi era molto interessante. Ma c'era o c'è ancora una relazione tra le scritte, le cancellazioni e il carcere, il sistema penale, in qualche modo, o erano delle scritte fatte così a caso? No, è continuo, è un muro molto particolare, diciamo. Milano è tutta ricoperta di scritte, molto scritta, diciamo, come città, però quel muro lì aveva delle scritte ancora delle scritte con dei significati molto diversi dalle altre mura. È una dei carceri più
sovrappopolati in Italia, ed è nel centro di Milano, quindi è un muro che ha un significato molto forte, e questa cosa si riflette nelle scritte che poi in qualche modo... Sì, che poi sono scritte che alcune sono proprio molto quasi private, no? Portano proprio dei messaggi alle persone, all'individuo che sta proprio all'interno del carcere. Per questo fatto che poi le persone del carcere andavano fuori a cancellarle, quindi in qualche maniera riportano il messaggio all'interno. E abbiamo notato questo fenomeno. Ma quando è stato presentato pubblicamente questo lavoro, c'è stata in qualche modo una forma di connessione con la popolazione detenuta, con l'amministrazione, oppure no? Ma guarda, noi quando abbiamo fatto questa sorta di documento abbiamo anche provato a percorrere abbiamo anche tentato di chiedere a quelli del carcere di farcelo fare in maniera legale, non è stato possibile e l'abbiamo fatto poi in maniera ripetuta e abbastanza di sfrodo, diciamo. Sì, sì, totalmente. L'abbiamo fatto in maniera illegale, ma più volte siamo stati con buona volontà, nel beccati senso, a fotografare le pareti, allontanati, cosa state facendo? Sì. Anche se in verità quelli del carcere di San Vittore, all'interno c'è una realtà anche interessante per quello che fanno, però il fatto di documentare questa stratificazione al di fuori era un po' quasi un tabù, no? Perché lì è un muro aperto a chiunque che voglia dire qualche cosa che ha a che fare con il carcere. E anche i vari layer si sovrappongono dal sedo e il faceto, no? Ci sono scritte politiche, scritte sentimentali. E quindi è un continuo cancellare proprio per non lasciare tracce di alcuni messaggi. E questo si sposava bene con anche questa circolarità del video, che poi era appunto un loop video, che non lasciava una sorta di risoluzione, no? Quindi il video, non mi ricordo più quanti minuti sia, una decina di minuti, che poi praticamente finito il giro ti dimentichi praticamente da dove sei iniziato. E tuttora è bello, se passi da Milano la tradizione è rimasta. Ci piacerebbe sempre poter scattare e continuare la documentazione, poi non essendo ultimamente più nessuno di noi in stanza a Milano abbiamo un po'... Adesso sono venuti fuori molti, ho visto molti lavori anche per esempio durante le manifestazioni a Hong Kong, ho visto dei fotografi che facevano le foto alle cancellazioni. Ragazzi, alzate la voce per favore. Ci sono stati altri fotografi, adesso ho visto ultimamente durante le proteste a Hong Kong, che hanno fotografato le cancellazioni delle scritte dei protestanti, ma anche a New York l'anno scorso, quando c'erano state le rivolte, che hanno coperto tutte le vetrine con quelle assi di legno, hanno ricoperto sempre... È una pratica che ha la sua estetica, interessante. Alla fine è stato un onore essere invitati a una biennale dell'architettura da Robert Store. No, biennale d'arte? No, scusa, sì, volevo dire di pittura. Lui ha fatto questa ricerca di pittura e ha visto un gesto pittorico dietro il nostro lavoro, no? E quindi lui ha colto questo genere di passaggio, no? Sì, una pittura spontanea. Però è un sacco di anni fa, cioè eravamo ragazzini. Sì, noi abbiamo colto questo aspetto formale, ma poi ci piacevano anche le scritte, tipo non so, c'era Nazi Ratzinger, cioè certe scritte che a me le siano simpatiche, insomma, però anche non solo il fuoco alle carceri, il mortale, cioè non era solo informale, diciamo, come lavoro, era anche, c'erano anche ce n'era anche uno bello ultimamente che però non era nel lavoro, che era Bigos, neanche il fascino della divisa. Ma quella è rimasta o è stata cancellata? Se non è rimasta la rimettiamo. A proposito di insomma dei vostri progetti, mi è venuto in mente che avete fatto un lavoro tra l'altro anche su la censura del governo cinese. Sì.
sulle Sì, cosiddette parole, le cosiddette parole proibite in Cina nei motori di ricerca o in qualsiasi altro software di comunicazione. sì, tu sei andato a ripescare degli arbori di alterazioni video, comunque sì, abbiamo vinto una volta una residenza in Cina e ci siamo trovati nell'impossibilità di comunicare tra di noi, scambiandoci messaggi, immagini, cose che noi lavoriamo sempre, abbiamo sempre lavorato in questa maniera, ma quando qualcuno di noi era in Cina e l'altro erano in Italia o a New York, e arrivavano queste mail, queste cose vuote, senza... E lì abbiamo iniziato a indagare questo famoso Great Firewall of China, che era composto esatto da questi filtri pazzeschi di censura dove bloccavano un'infinità di parole, sia di ideogrammi e sia di lingua inglese, e dalle più svariate. Public Care 89, che era l'anno di Piazza Tiananmen, per dire make love, un sacco di parole che avevano sfondo sia diciamo sessuale, politico, sociale, di tutti i tipi. Anche alcune di senso comune, appunto il numero 89, anche se usato in un altro contesto, non ti arrivava. È proibito, no. Non puoi dire mia zia ha 89 anni, no, non lo puoi dire. Ah beh, perché 89 è in qualche modo il simbolo del crollo del comunismo. Per Esatto. quello, immagino. Perché potrebbe essere equivoco, e quindi allora togli completamente questa opzione, no? Però, Cadere nelle... secondo me il discorso credo che abbiamo fatto quel progetto nel 2005-2006, no? E alla fine, come anche il discorso di Paintings o come altri progetti, poi un po' più, la cosa diciamo interessante che è lo sviluppo nel tempo di queste intuizioni, no? Nel caso delle parole proibite eravamo in Cina e abbiamo notato questa censura, no? E che per noi era una cosa assurda, anche perché eravamo diciamo nell'onda lunga di internet, che veniva vista come una cosa completamente libera e completamente veniva intuita all'epoca come un pozzo senza fondo dove fare qualunque cosa. In realtà chi adesso censura non è solo la Cina, e adesso si può fare discorsi politici eccetera, possiamo dire che è un discorso che potrebbe essere ampliato su un orizzonte molto più ampio. Quindi non ce la siamo presa con la Cina quella volta lì, eravamo lì e ci siamo accorti di quanto i controlli, quanto sono importanti i data, i metadata, no? Siamo tutti contenti di avere una serie di servizi gratuiti pensando che figata, in verità ci dovrebbero pagare per fare searching su un po'. Per lasciare stare. Non so cosa ne pensi tu, Roberto, No, io sono assolutamente d'accordo con voi, assolutamente. Metadata. Sì. Esatto. Allora, io credo che non possiamo non parlare poi di uno dei progetti probabilmente più conosciuti del vostro collettivo, il progetto Incompiuto, che è un lavoro che è tuttora in corso e che è partito nel 2006. Avete catalogato più di 800 opere architettoniche su tutto il territorio italiano, di cui 350 solo in Sicilia, dando l'avvio a un progetto abnorme sia per l'enorme quantità di siti presi in esame che per questa ultradecennale durata di questa operazione. Mentre leggevo del vostro progetto mi è venuta anche in mente la nostra isola, la Sardegna. Anche noi, come in Sicilia, siamo un'isola del cosiddetto non finito. Esiste una pagina Facebook denominata il non finito sardo, che documenta con estrema precisione opere incompiute, relative però prevalentemente a costruzioni urbane di case private. Alterazioni urbane, per voi è davvero possibile definire uno stile architettonico, uno sguardo creativo tutto italiano attraverso l'incompiuto? Davvero l'incompiuto è definitivamente connesso con la nostra
quotidianità, con la nostra realtà sociale, culturale? Come fanno queste incompiute a divenire risorse per il territorio? Cioè, è davvero possibile convivere nella nostra quotidianità con mostri architettonici mai finiti? Sì, la risposta è sì, possiamo. Anzi, è auspicabile, sta già succedendo. Parliamo di opere che hanno 15, 20, 30 anni. Sono 15, 20, 30 anni che già ci conviviamo, alcune assolutamente irrecuperabili, perché oramai i materiali di costruzione hanno subito nel corso del tempo delle alterazioni che non rendono più possibile il completamento. E la stessa demolizione o smaltimento poi diventano problematici e richiedono ingenti risorse, soprattutto comuni piccoli. Per cui che ci famo? Ce le teniamo, qualcuno. E ci facciamo delle cose però, in quanto opere incompiute. Perché già definirle opere incompiute è indicarle dargli un nome, renderle visibili nuovamente. E sai, ognuno magari ne conosce quella vicino a casa, legge il giornale, c'è un'altra nella provincia, vicino a dove si abita. Però l'immagine completa di più di 700 opere che abbiamo contato noi, più di 1500, che è più o meno la stima del fenomeno su scala nazionale, richiede una serie di strategie di intervento possibili. Dal nostro punto di vista, appunto, no, di uno sguardo che cerca di cogliere degli elementi formali, estetici, con i quali costruire delle narrazioni, per cui Painting, per questo primo lavoro nostro, tanto quanto l'incompiuto oggi, più avanti, insomma, diventano dei modi per guardare a questi luoghi e iniziare a pensarli in un'altra maniera. Per noi sono delle rovine contemporanee e alcuni possono essere dei monumenti, per esempio, alla memoria dei territori, per quello che è successo comunque, no? Possono essere anche degli incubatori, possono essere certo, dei paesaggi fantastici, possono essere dei set di film, possono essere un sacco di cose. No? Ma poi sì, anche perché nel corso del tempo in molti di questi luoghi noi rinveniamo comunque una vita, delle azioni, delle cose che succedono, che non riguardano esclusivamente la sfera umana, anzi l'umano molte volte è completamente estromesso, sono luoghi anti-antropocenici, cioè, l'essere umano ha innescato un po' questo ordigno, poi all'interno c'è una proliferazione della flora, di una colonizzazione vegetale di queste strutture, oppure una nuova fauna che li ripopola, perché sembrano essere un po' queste isole anche sparse, no? Queste enclave finalmente lontani dall'uomo, pur essendo al suo interno, all'interno del dove un po' qua almeno diciamo, sì, hanno una sorta di vocazione spirituale anche, se sei dentro questi posti ti senti sottratto dal casino del Giappone, o comunque c'è un tempo che si è fermato, no? Forse c'è anche un'aspettativa, cioè l'aspettativa è percepibile, nel senso che tu vedi ancora un luogo che è a costruire, però vedi anche la natura, vedi un pavimento che però è sottile, non è completamente. Ma io direi, io ho partecipato di recente, no? Lo sapete, a questo incontro sul restauro, no? Io ho portato il loro esempio, quindi già la cosa era abbastanza controversa. No? Allora alla fine, a microfoni spenti, mi hanno detto, beh, sai, le memorie, le rovine, i monumenti del passato sono qualcosa di cui andare fieri. In questo caso no. Poi gli ho chiesto, ma scusate, ma voi vi ricordate cosa facevano dopo forse? No, appunto, quindi al di là appunto della distanza storica e quant'altro, sono cose totalmente ingombranti che
sono penetrate, come ho detto, totalmente penetrate nella nostra produzione e diffusione culturale, quindi è proprio un'antropologia diversa che genera questo cortocircuito. Esatto. Si tende a mesmerizzare, si tende a non vedere, a non voler vedere per la vergogna, no? E invece bisogna affrontarli certe cose. Infatti quando noi abbiamo fatto tutto questo lavoro di ricerca, la parola chiave non era incompiuto, ma era in fase di compimento, cioè non vengono mai definite incompiute, perché è come ammettere il fallimento. I grossi di questi monumenti, di queste architetture, sono ancora considerati cantieri aperti, quindi anche accederci è molto complicato, e quindi è stata tutta una sorta di avventura andare a fotografare. Ma anche è difficile, secondo me, quando parli di archeologia, quando parli di Colosseo, ti immagini il centurione che si scontra con il leone. Invece qua è ancora più difficile il discorso è che qua queste opere forse hanno cristallizzato un passato che è un passato politico, un passato intenso, cioè non è spettacolare, spettacolare il monumento di per sé, ma c'è un contenuto così epico come potrebbe essere un Colosseo, quindi è più difficile forse per la gente comune decodificarlo come un monumento. Sono dei luoghi carichi di tensione, un luogo dove c'era il desiderio di una comunità che non è mai accaduto, qualcosa che è rimasto sospeso, qualcosa che doveva succedere ma non è successo. Tu pensi a queste rovine, ad esempio all'archeologia industriale, i villaggi operai, no? Quelli che sono decrepiti, erano fonti di carnarismo, di classismo, e vengono guardati con ammirazione. No? Maurizio, alza la voce per favore. Dicevo, l'archeologia industriale, i villaggi operai, che adesso sono tutti inutilizzati, sono pochissimi, sono delle rovine dove comunque avvenivano delle cose non esattamente edificanti, anche se comunque si fa carnarismo. Appunto, quello che la spettacolarizzazione, secondo me, anche le piramidi, voglio dire, non è che sarà la storia, c'è una morte dentro della gente. È la distanza temporale che poi fa sì che tutto venga ammortizzato, è un'epica e anche un vantaggio. No, esatto, le sue particolarità, proprio questo fenomeno di un'Italia che doveva essere e che non c'è mai stata. Questo è molto interessante, e come poi il paesaggio, la natura se ne è riappropriata. Noi con questo stile comunque inoltre celebriamo anche questa esuberanza creativa di una classe politica che ha trovato un modo per generare un lavoro completamente fine a se stesso, generando queste strutture che completamente inutili, non solo non finite, ma non avevano senso. Meno male che le hanno lasciate un po' più, perché altrimenti si sarebbe dovuto mantenerle aperte, quindi sarebbe stata una spesa ancora più eccessiva. Dovrebbe essere anche un insegnamento per tutto ciò che invece è stato fatto ed continua a essere usato, quindi non denunciabile perché funziona, ma in realtà ha intasato il territorio italiano da nord a sud. È facile puntare il dito contro questi ecomostri di sprechi, ma in realtà tante volte cose che sembrano funzionare, quelle funzionali, hanno fatto anche molto peggio. Quindi c'è mancata una pianificazione in generale, diciamo, per il territorio. Quindi queste opere lo dimostrano. C'è un commento da parte di Leda Gueriglio che ci scrive: grazie a questi spazi molti ragazzi giovani che non possono pagare i motel riescono ad appartarsi, ma spesso devono essere automuniti.
Grande Leda. Grande Leda. Leda, lo prendiamo come un consiglio, facci sapere qual è la tua incompiuta preferita. Perché sono spesso un po' fuori mano queste, Sono un po' queste fuori opere, mano, è vero, in è vero. effetti Alcune sì, alcune i Basterebbe- adolescenti sono più magari quei svantaggiati perché monopattini. serve la macchina. Monopattini elettrici, È vero, serve la macchina per andarci. No, Però sì. comunque ti puoi far dare sempre un passaggio. Comunque possiamo fornire degli itinerari in caso. Ecco, sarebbe un'ottima idea e comunque accettiamo questo incoraggiamento da parte di Leda. Grazie Leda. Grazie Leda. Esatto, è Sì. totalmente un cosa Bene, io direi che ci stiamo avviando verso le conclusioni di questo incontro con Alterazioni Video. Io insomma sono molto soddisfatto di questo dialogo con voi. Mi fa piacere la vostra questa presenza all'interno del Festival Contemporary. Vi ringrazio tutte le persone che si sono collegate alle ore più calde di questo pomeriggio rovente di agosto. Ringrazio tutti voi, Maurizio, veramente. Ci vedremo stasera sicuramente a cena alla sala conferenze del Monte Granatico, così ci conosciamo dal vivo e di persona. Grazie. Grazie a te Ciao, Roberto. Roberto. A A presto. presto. A stasera. Ciao. Ciao.